Baia è stata una tempesta molto forte il 29 ottobre. Il 29 ottobre ha cambiato un po' la fisionomia delle nostre montagne, questi venti che sono arrivati a 200 km all'ora. Quindi tutti questi alberi caduti adesso devono essere recuperati nel più breve tempo possibile. Ci siamo messi a disposizione per recuperare subito tutto il legname e per lavorare al posto di altri legni, lavorare questo nobile legno. Noi siamo legati alla Foresta del Cansiglio dal 2009. Abbiamo i cenni storici di questa foresta già dal 1300. La Repubblica di Venezia aveva individuato in questo legname un legname importante per fare i remi delle galee. Arrivati all'inizio del 1900 il legname non è più stato utilizzato in maniera industriale. Tutti questi alberi andavano a finire in legna da ardere. Nel 2009 noi abbiamo cominciato a studiare come poterlo riutilizzare e abbiamo visto che poteva essere veramente utilizzato come un pavimento, come lo utilizzavano poi anche i nobili veneziani, quindi vengono scelti gli alberi che più o meno hanno 30 cm e più di diametro. 3,16! E che abbiano una lunghezza di materiale utilizzabile da 3 metri in su. Quindi il legno, una volta scelto, viene portato nei nostri piazzali. Dopo c'è un'altra fase di lavorazione e finiture, la vendita, quindi la scelta da parte dei clienti finali per il trattamento superficiale. E la nostra azienda è molto verticale, parte dalla foresta e arriva fino al prodotto finito. E poi c'è anche la posa in opera da Silvestrina, Casamonti, Fuxas, Botta, eccetera. Sono tutti architetti che collaborano ancora oggi e hanno collaborato in passato. La ITRAS lavora in tanti paesi, Francia, Svizzera, America, Russia, Corea, Libano. Abbiamo tantissimi, veramente tanti paesi con cui lavoriamo e con cui abbiamo soddisfazione.